Sì, ci hanno mobilitato per cercare appunto questa persona scomparsa e adesso vedremo di fare il punto della situazione con i nostri responsabili che sono qua sul luogo. Forse una tragedia familiare, ancora un caso con molti punti oscuri. Due bambine di 11 e 3 anni sono state trovate senza vita questa mattina nella comunità Mabba Bambino in quartiere San Pancrazio, alloggio gestito dal comune di Verona. La mamma delle piccole, una donna cingalese, ha fatto perdere le sue tracce. Nella stanza dove sono state trovate le bambine nessun segno di violenza o colluttazione, tutto è stato trovato in ordine. Erano ospitate nella casa alloggio da gennaio, da quando il Tribunale dei minori di Venezia ne aveva disposto l'allontanamento da casa a causa del marito violento e tossicodipendente. La drammatica scoperta dei cadaveri questa mattina dagli operatori presenti 24 ore su 24 nella struttura. L'allarme è scattato immediatamente, subito sono partite le ricerche della donna lungo le sponde dell'Adige. In volo si è elevato l'elicottero a terra i cani molecolari del gruppo cinofili. Siamo attrezzati con aeroplani e droni e siamo in attesa di istruzioni dai vigili del fuoco per eventuale intervento. Al momento non possiamo operare perché l'elicottero è in azione. Tristezza, tristezza, tanta. Purtroppo queste tragedie colpiscono tutti la comunità e ci lascia senza parole. Siamo qui cercando di aiutare la comunità in quello che è possibile per risolvere questo brutto momento. La donna avrebbe potuto compiere un gesto estremo. Delle indagini si sta occupando la squadra mobile della Questura di Verona, mentre il magistrato ha disposto l'autopsia sul corpo delle bambine per accertare l'esatta causa della loro morte. Sul posto sono arrivati subito il sindaco di Verona, Federico Sbuorina, e l'assessore al sociale, Daniela Maellere. Intanto sulla cancellata della casa alloggio è già comparso un mazio di fiori bianchi, un inno all'innocenza, quella delle bambine, due giovani anime volate in cielo troppo presto.